Che c'è Buongiorno e buona domenica. Incappucciati perché naturalmente fa freddino. Sono venuto in quel di San Vito perché devo andare a trovare mia madre che fa un po' la furba. E allora speriamo che la faccia troppo spesso. Esatto, sono venuto a trovare qua il mio amico Enrico. Come state ragazzi? Insomma, campionato. Il Milan? Il Milan è tornato sulla terra. Il Milan avete voluto fare i bulletti nella Coppa e adesso e il Cagliari, bravissimo il Cagliari, eccezionale. Fonseca cosa direbbe? Fonseca. Allora Fonseca. Non è in vena di D'altronde imitazione. dovete pensare che sono passati da un portoghese a un altro, non è che potevano sperare molto, no? Voglio dire, ecco, per cui... Qual è l'altro? Ah, l'altro portoghese, perché non era spagnolo Fonseca. No, Vabbè. Fonseca era sempre portoghese, e quindi voglio dire, si sono portoghesati tutti e due naturalmente. Quindi L'Atalanta, un casamento grandissimo Udinese, c'è da dire anche questo, per cui l'Inter ha buone possibilità di allungare un pochino su qualcuna, specialmente l'Atalanta diciamo in particolar modo. Il Napoli invece sta per perdere il georgiano Kvaratskhelia e sono cavoli ragazzi, sono cavoli perché bisogna sostituirlo in qualche maniera, perché è chiaro che Neres è diventato un titolare ma va sostituito. Ciao ragazzi, Cesco, ma allora sta presentazione quando la fate? Non la fanno più. La fate col nuovo anno, che siamo adesso. Vabbè, dai. Buongiorno a Giulio, buongiorno ovviamente anche lui del mondo Pianeta Calcio 5, insomma ci seguono, li salutiamo con affetto. E la Juve? La Juve, no, la Juve ha la pareggita. No, esatto, c'ha proprio questa pareggita e ogni tanto gli scappa di fare un pareggio, ogni tanto, sono 14, giusto 14, però vabbè, sono cose che succedono. Adesso vediamo l'Interina cosa farà contro il Venezia, però il Venezia rimarrà se rimane in laguna o no, vedremo se rimane in laguna. Un saluto anche a mio amico Angelo, che vedo che mi ha salutato, Forza Napoli ovviamente. Forza Napoli sempre. La presentazione non l'hanno ancora fatta, dice Cesco, Francesco. Forza Napoli, Allora, perché bisogna naturalmente Napoli col Verona. Col Verona, vabbè, insomma, sarà contento il nostro amico presidente che ha messo l'altro giorno un vidiello un po' a osè. Non si condividono certe cose. Ciao Rosalino. Ciao Rosalino, ciao. E non ci hai ancora chiamato, molto male. No, scherzo. E quindi niente, così insomma, dai, campionato combattuto, speriamo che oggi l'Inter possa allungare un pochino. Ha detto che l'Inter pareggia, Angelo. Vabbè, Angelo, stato zitto, Angelo, stato zitto. Federico, vuoi dire qualcosa della Juve? No, sicuro? No. Okay. Allora, in tempi migliori o peggiori, diciamo, Thiago Motta sarebbe andato a casa con 2 calci nel culo, ma non si può. No. Perché adesso c'è naturalmente cambiato tutto, bisogna essere più seri, si possono fare anche fino a 25 pareggi a stagione su 38 partite, per cui voglio dire non è male, dai, siamo arrivati a 14 e sulla buona strada, diciamo, sta provando in tutte le maniere a pareggiare per questi 28 eventuali pareggi per poi essere esonerato eventualmente, ma non si sa. Non è detto, dai. Non sarà che noi interisti l'abbiamo mandato lì, visto che è uno dei diciamo cursori del triplete dell'Inter, che sia andato lì ad affossare la Juve del tutto. Chi lo sa, è un'idea, voglio dire, no? Per cui comunque ragazzi, la Juventus non va, dice no, Giulio, no, non va, sono quelle cose che succedono purtroppo. Stiamo aspettando il buon Davide, che come al solito tira pacchi il buon Davide, ma insomma arriverà prima o poi. Prima o dopo, quando vedrai qualcuno che saluta, arriva. Ecco, prima o poi non è arrivato. Comunque noi vi salutiamo e vi ringraziamo. Sono iniziati gli Australian Open, attenzione. Sì, è iniziato, c'è qualche italiano che ha giocato. Giocherà Darderi stasera alle ore 9 di sera e poi ma alle 9 di sera, quindi qua in Italia a che ora? Mezzogiorno? Chi lo sa, può essere. Mezzogiorno. Detto questo, poi ci sarà sempre oggi, nella giornata di oggi, dovrebbe giocare anche Galantino. Quindi... Galante? Ma chi è? Galante non me lo ricordo, ma comunque nel frattempo Gigante!
Dicevo, Galante è un misto tra Galan e Gigante. Ecco, È gigante. arrivato David. Ecco, il gigante, però non è così gigante, insomma, perché Comunque Sinner, Jarry, com'è stata la parte di tabellone sorteggiata? Direi positiva, perché Djokovic e certamente. Alcaraz sono dall'altra parte. sono No? dall'altra parte e Alcaraz ha dichiarato che se non è al 100% con Sinner perde al 100%, diciamo. Bah, ecco. non lo so, vedremo. Sono Ma cose comunque che è ancora succedono. lunga, ancora esatto, lunga la ancora da faccenda. vedere, tutto da stabilire. Comunque, forza Sinner, forza Berrettini, forza tutti i Berrettini nostri. contro? Non lo so. Non mi prende lo strobista, mi prende lo strobista. Però Sembra sicuramente qualcuno di rognoso. sì, perché tanto lui non è più testa di serie, ormai rischia di perdere sempre il primo turno di tutti i tornei perché trova sempre gente forte, ma deve tirar fuori le unghie berrettinose. Bene, alla fine è arrivato questo buon signore qua, dopo un'ora di ritardo. Eccoli qua. Saluta, l'interista. Ecco qua, interista. Abbiamo uno Juventino. Baci e abbracci, non struzzarlo troppo. Vuole ammazzarmi lui, però non ci riesce ancora del tutto. Aspetta che metto il coso un po' dritto qua. Ecco la scritta, vedete qua, non faccio pubblicità. Dai, fatti vedere. Allora, cosa ci dici della tua squadra del Beffed? Ex Beffed, Bomba Calcio 5. Bomba Calcio 5. Intanto continua. Buongiorno intanto. Cioè, questo qua non è capace di ricordare che insomma. No, Bomba Calcio 5. Bomba. Salutiamo il Bomba intanto. Ciao Michele. E quindi, invece, dicevo, come sta andando la stagione? La stagione sta andando abbastanza bene. Abbastanza Serie bene. A, Serie A. Serie A. Abbastanza bene. Riprendiamo questo weekend col derby. Bomba C5 Astra meritatamente prima in classifica. Sì, vi meritatamente. ricordate l'ultima E noi siamo lì a 4 punti. A 4 Benissimo, punti siamo benissimo. lì. L'Astra Quindi- prima? Sì, Astra prima, sì. Astra prima. Noi siamo quarti. Quindi Salutiamo Matteo, 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 ciao. non siamo più in grado di far Complimenti dire- complimenti per il tutto primato ormai. momentaneo. Non sappiamo più come Speriamo si fa. Non sappiamo più come si fa. anche a quindi- fine stagione. E niente, andiamo a berci il caffè. Sì, andiamo a Cosa dite? salutare la Juventus che ha pareggiato contro il Torino. Beh, arrivederci. Salutate a tutti, buona domenica.